Il 28 febbraio 1942 nasce a Mariano del Friuli la leggenda, il monumento del nostro calcio, Dino Zoff, uno dei 5 portieri più forti della storia del calcio mondiale. Mai fuori dalle righe, poco spettacolare e calcolatore. 22 stagioni da professionista, divise tra Udinese, Mantova, Napoli e la Juventus. I numeri sono dalla sua parte, unico del nostro calcio ad aver vinto da giocatore con la nazionale maggiore sia l'Europeo nel 1968 a Roma nella doppia finale con la Jugoslavia, sia il Mondiale nel 1982 in Spagna contro l'allora Germania Federale. 6 scudetti, 2 Coppa Italia e una Coppa UEFA. Unico rammarico, aver perso 2 finali di Coppa dei Campioni. Per 112 volte ha difeso la porta azzurra, 1142 minuti di imbattibilità in nazionale. Il 2 giugno 1983 appende al chiodo guanti e scarpette, iniziando la carriera da allenatore subito da assistente di Enzo Bearzot. Nel settembre dell'86 viene nominato allenatore della nazionale olimpica, che qualifica i giochi di Seul. Nell'estate dell'88 passa alla Juventus, con la quale in 2 stagioni ottiene una Coppa UEFA e una Coppa Italia. 3 anni alla Lazio, dove ha ricoperto anche il ruolo di presidente. Dopo i mondiali di Francia 98 prende il posto di Cesare Maldini come commissario tecnico della nazionale, ci porta agli europei di Belgio-Olanda dove perde il titolo continentale a 35 secondi dal triplice fischio finale, quando un certo Viltord mette dentro la rete del pareggio francese e poi Trezeguet nel primo tempo supplementare segna il golden goal che consegna la vittoria ai transalpini. Si dimette perché è troppo serio e onesto per fare inciuci. Oggi si dedica al golf, ogni tanto torna nella sua terra a trovare parenti e amici, scambiando 4 chiacchiere da semplice gentiluomo come lui è, perché Dino Zoff resta e resterà per sempre l'Highlander di un calcio che non c'è più. Con simpatia e affetto, tanti auguri Dino.